Giornata del dolore e dell'orgoglio ad Agordo, dove oltre 5.000 persone hanno detto addio a Leonardo Del Vecchio. Imponente l'organizzazione, sarà sempre qui con voi, ha detto la moglie Nicoletta. Il futuro di Luxottica ad Agordo in Veneto, le parole del braccio destro di Del Vecchio, Luigi Francavilla: resteremo altri 300 anni, ha detto. Tanti gli imprenditori presenti, anche Luciano e Alessandro Benetton. Un cittadino l'ha avvistato sull'autobus e non ha esitato a chiamare il 112, così questa mattina i carabinieri sono riusciti ad arrestare il 55enne protagonista della sparatoria a Bibbione. Circondati e aggrediti a calci e pugni, 2 controllori della MOM. È accaduto a Montebelluna. La banda di ragazzini 16-18 anni è stata identificata dai carabinieri. Il racconto di una delle vittime. Tragedia in mattinata a Sottomarino. L'ex insegnante di 76 anni ha perso la vita precipitando dal 4º piano mentre stava pulendo i vetri del suo appartamento dal terrazzino. Tragici numeri di morti sull'autostrada 4 Venezia-Trieste nel 2021. I dati analizzati portano a chiedere di velocizzare i lavori per la terza corsia. Le temperature roventi di quest'estate rischiano di avere ripercussioni sulla fertilità maschile, a dirlo una ricerca dell'Università di Padova. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito dai titoli, è stata la giornata del dolore e dell'orgoglio ad Agordo, dove oltre 5.000 persone hanno detto addio a Leonardo Del Vecchio. Imponente l'organizzazione, l'Agordino e il Bellunese si sono fermati. Sarà sempre qui con voi, ha detto la moglie Nicoletta. Oggi mi sento intanto di ringraziarvi per essere qui in tanti e dirvi che Leonardo, che è il vostro presidente, il vostro amico, il vostro padre per i figli, vorrebbe che io dicessi che lui sarà sempre qui con voi. È la prima a prendere la parola nel giorno dell'addio Nicoletta Del Vecchio. È lei a ritrarre l'uomo, il marito, l'imprenditore, e a farlo davanti a una folla di oltre 5.000 persone. Fuori e dentro il Pala Luxottica ci sono il dolore, il contegno, l'orgoglio e la gratitudine. Grazie infatti è la parola più ricorrente, la si legge anche sugli striscioni. Quella di Luxottica e dell'Agordino è una grande famiglia che si stringe a quella più piccola, quella biologica, e viceversa. Il legame è profondo, come testimoniato anche dalle parole dei figli. Durante la mia ultima visita in ospedale, lui era molto nervoso, ma quando stavo per andare mi ha chiesto dove andavo. Io gli ho detto che andavo ad Agordo per vedere la fabbrica. Non l'ha mai chiamata stabilimento, l'ha sempre chiamata la sua fabbrica, che a causa del Covid non avevo visto da tempo. Nel sentire questo il suo viso si è illuminato e con un sorriso bellissimo mi ha detto: la fabbrica è così bella adesso. Accanto ai familiari e collaboratori di una vita, ai dipendenti, agli amministratori del territorio, anche tanti imprenditori, da Luciano e Alessandro Benetton a Paolo Berlusconi e l'ex amministratore delegato Andrea Guerra. Com'è possibile che un seme simile a un granello di senape, il più piccolo di tutti i semi, seminato in un campo, una volta cresciuto e più grande delle altre piante? Si è chiesto durante l'omelia il vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni. È questa anche la parabola dell'occhiale. 30 i pullman partiti da ogni angolo della provincia, elicotteri, forze dell'ordine e volontari hanno garantito un flusso regolare, migliaia di dipendenti collegati dalle tante filiali sparse per il mondo. Il feretro è poi partito tra 2 ali di folla, l'ultimo applauso al cavaliere nella consapevolezza che c'è un prima e ci sarà un dopo. Ma oggi si è parlato anche del futuro di Luxottica ad Agordo e in Veneto. Le parole più importanti sono arrivate dal collaboratore principale di Del Vecchio, Luigi Francavilla. Resteremo altri 300 anni, ha detto. Tanti gli imprenditori presenti, anche Luciano ed Alessandro Benetton. Ho sempre detto per iscritto che non resteremo qua per altri 3 secoli. Per il resto non lo so. Perché qui si sanno fare gli occhiali. Prima Claudio diceva... Non so fare anche gli altri, ma sanno fare anche gli altri gli occhiali. Non siamo gli unici. Forse lo rifacciamo meglio,
siamo più bravi, ma spero che gli altri diventino bravi anche loro. Qual è il valore aggiunto di Luxottica ad Agordo? La sincerità, la semplicità, la trasparenza. È tra gli ultimi ad andarsene dal Pala Luxottica Luigi Francavilla, amico fraterno e spalla di Leonardo Del Vecchio per una vita. A 85 anni è ancora lui la guida fidata degli stabilimenti veneti. Le sue parole hanno un peso specifico e allontanano le nubi di cambi di governance e di rotta dopo la fusione tra Luxottica e il gruppo francese Silor. Abbiamo assunto quest'anno 500 persone. 500 persone? Sì. Solo qua o vedo... Nell'azienda Agordo, Sedico, quella roba. Rassicurazioni che arrivano in un giorno di profonda tristezza. Del Vecchio non era solo l'imprenditore che ha garantito benessere, ma una figura di riferimento per tutti, lavoratori e colleghi imprenditori. A ricordarlo, oltre all'ex amministratore delegato Andrea Guerra e a Paolo Berlusconi, Luciano Benetton. Per questa zona è stato tutto e anche il futuro continuerà con lui, un innovatore per il secondogenito Alessandro. E quello che dicevamo adesso in macchina venendo qui con mio padre, ha sempre impressionato la voglia delle nuove sfide anche in terreni che magari non conosceva, e quindi insomma un grande testimonial del nostro territorio e del nostro paese, di cui tutti devono essere orgogliosi. Ma ci sono anche gli imprenditori dell'Agordino. Nicola Del Din ha una fabbrica dell'occhiale poco distante, a Taibon. È un'emozione incredibile, ancora adesso un po' di emozione particolare, una giornata particolare, anche perché alla fine, se la nostra azienda esiste, se mia mamma ha iniziato, se Blackfin esiste, se le cose vanno così bene, se abbiamo così tanti collaboratori che credono in noi, alla fine è comunque sempre grazie al Cavaliere Del Vecchio. Innovatore non solo nel prodotto ma anche nella visione sociale dell'impresa. Nell'occhialeria lavorano tantissime donne e devo dire che è stato visionario anche in questo. Dare lavoro alle donne vuol dire creare una società migliore e più indipendente. Dopodiché è stato grande in tutti i pezzi della sua vita. Io dico dalla nascita fino ad oggi. Anche oggi lui si è donato a questa comunità e quindi è comunque emozionante. Io sono commossa. Continuiamo con la cronaca. Un cittadino l'ha avvistato sull'autobus e non ha esitato a chiamare il 112, così questa mattina i carabinieri sono riusciti ad arrestare il 55enne protagonista della sparatoria a Bibione. Grazie alla segnalazione di un ragazzo, dopo giorni di ricerche, i carabinieri del nucleo operativo di Porto Gruaro con i colleghi di Latisana hanno trovato e arrestato Arthur Axiu, il 55enne albanese che lunedì mattina a Bibione avrebbe sparato a 3 colleghi per poi darsi alla fuga. Questa mattina si trovava a bordo di un autobus lungo la tratta Porto Gruaro-Latisana San Michele Bibione, lo stesso mezzo su cui si trovava il cittadino che ha chiamato i militari e che l'hanno intercettato poco dopo alla fermata nella frazione Cesarolo di San Michele al Tagliamento. 5 le pattuglie totali che lo attendevano alla fermata. Non appena sceso, il 55enne, che aveva con sé una tanica rossa di benzina, dettaglio che i carabinieri conoscevano da giorni, si è cosparso nel tentativo di darsi fuoco. Ma 4 carabinieri sono riusciti a bloccarlo, mentre altre 2 pattuglie facevano da scudo e una terza si trovava poco distante. In questi giorni le ricerche non si sono mai allontanate troppo dalla zona del porto gruarese. Con ogni probabilità, infatti, il fuggitivo potrebbe essere rimasto nascosto in zona senza mai essersi spostato troppo, ma su questo i carabinieri stanno ancora lavorando. Axiu è accusato di triplice tentato omicidio aggravato con 2 sparatorie. Secondo la ricostruzione, i primi spari sarebbero stati esplosi in via Pirano, dove sono rimasti feriti in 2, tra cui uno in prognosi riservata. Il secondo in via della Vega, dove avrebbe sparato a un altro connazionale che se l'è cavata con ferite lievi. All'origine del gesto potrebbero esserci dei contrasti per motivi di denaro legati all'ambiente lavorativo. Martedì i carabinieri avevano diffuso le sue foto lanciando un appello ai cittadini per far sì che chiunque lo vedesse lo segnalasse immediatamente. E così è stato. Ora il 55enne sarà trasferito nel carcere di Gorizia. Circondati e aggrediti con calci e pugni 2 controllori della MOM. L'uno, la banda di ragazzini tra i 16 e i 18 anni è stata identificata in poche ore dai carabinieri, l'ennesimo episodio di violenza ai danni dei dipendenti della MOM.
Nella collisione che ho avuto mi sono rotto il menisco del ginocchio sinistro. Cammina aiutandosi con le stampelle. Eddie Dal Rovere, controllore per la MOM, che ieri pomeriggio è stato aggredito e preso a calci e pugni assieme ad un collega da una banda di ragazzini tra i 16 e i 18 anni già noti alle forze dell'ordine. È accaduto alla fermata dell'autostazione di Montebelluna. Nel giro di 5 minuti siamo stati circondati da altri 7-8 dei compagni di loro, insomma, che sono usciti dalla stazione dei treni, e lì abbiamo preso veramente paura. Pensavamo che saltasse fuori qualche coltello. Sono stati attimi di terrore. Tutto è iniziato sopra il pullman quando il conducente si è accorto che 2 soggetti, 41 e 17 anni, non avevano il biglietto. È iniziata così una violenta discussione fino a quando Eddie ha chiesto ai 2 i documenti. Quando ero a terra, che stavo facendo il verbale, e lui mi ha attaccato direttamente, mi ha saltato addosso direttamente nelle tasche per recuperare i documenti, e da lì è nata la colluttazione e siamo finiti a terra. Lui mi ha sferrato pugni e calci. In poco tempo ai 2 si sono aggiunti altri 4 ragazzini, amici del 17enne. Immediatamente sono stati chiamati i carabinieri, che sono giunti sul posto con alcune pattuglie. Gli aggressori intanto si sono dati alla fuga, ma per poco i militari dell'Arma della compagnia di Montebelluna, grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze di chi ha assistito impotente a questa aggressione, hanno identificato la banda. Loro praticamente, secondo me, non è tanto il biglietto in se stesso o il verbale in se stesso, loro proprio hanno voglia di fare rissa. Non è il primo caso, spiega il presidente della MOM Giacomo Colladon, e ora abbiamo preso una decisione. Noi stiamo cercando di prevenire, stiamo dotando i verificatori di webcam, che secondo noi è un deterrente perché registra ovviamente la situazione. Si tratta di persone che non vogliono rispettare le regole. Vanno perseguite anche oltre che redarguite. Amareggiato e sotto shock, Eddie ci dice: Io è 22 anni che sono in questa azienda, prima con la vecchia azienda, adesso con quella nuova, e ho sempre operato con loro, ho fatto il verificatore gran parte della mia vita qui in azienda, ed è la prima volta che me la sono vista brutta così. Gesto di vandalismo attiene il fatto che colpisce, che sembra che gli autori abbiano solo 11 anni. Stupore attiene per un atto di vandalismo che ha visto protagonisti 4 giovani, anzi 4 bambini, visto che le loro età vanno dai 10 agli 11 anni. I 4 avrebbero lanciato delle grosse pietre contro gli autobus del servizio pubblico, causando anche danni agli automezzi. Secondo la ricostruzione del fatto, affidata alla polizia locale dell'Alto Vicentino, i 4 si sarebbero nascosti tra le piante dei giardini del bosco, attendendo il passaggio degli autobus. A quel punto hanno scagliato alcuni sassi, colpendo sia la fiancata che le porte di salita e discesa dei mezzi, tanto che un vetro è andato in frantumi. A bordo alcuni passeggeri che non hanno riportato ferite. Richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, gli agenti della polizia locale, grazie ai filmati, hanno identificato gli autori e contattato le famiglie. I reati sono interruzione di pubblico servizio e attentato alla sicurezza dei trasporti, reati gravi, oltre ai danni subiti dal pullman. Si attende la posizione ufficiale dell'azienda di trasporti SVT e probabilmente un colloquio con i genitori, visto che sotto i 14 anni i responsabili non possono essere denunciati. Anche il sindaco attende di poter incontrare i genitori. Una donna di 76 anni ha perso la vita precipitando dal 4º piano mentre stava pulendo i vetri delle finestre di casa sottomarina. La vittima era un insegnante in pensione. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava sul terrazzino ed era salita su una sedia per raggiungere la parte più alta della finestra. La perdita dell'equilibrio è stata drammaticamente fatale. All'arrivo i sanitari del SUEM 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Tragici i numeri dei morti sull'autostrada A4 Venezia-Trieste nel 2021. I dati portano a chiedere di velocizzare i lavori per la terza corsia. Nel 2021 siamo tornati quasi a livello pre-pandemia. Il traffico pesante lo ha anche superato, quello che era nel 2019, il traffico normale è sotto il 10%. Dobbiamo tenere presente peraltro
che la stagione turistica 2021 è iniziata più tardi, verso la fine di giugno, mentre quest'anno all'inizio di giugno era già nel pieno della propria attività, quindi i dati del 2022 saranno sicuramente superiori. Nel 2021 dunque il traffico pesante sulla Venezia-Trieste è stato superiore al 2019 e gli incidenti hanno causato 21 morti. Secondo l'ultimo studio della Fondazione Think Tank Nord-Est, che ha analizzato i dati AISCAT, l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, appena pubblicati, nel complesso le arterie autostradali del Nord-Est nel corso del 2021 hanno registrato percorrenze di veicoli pesanti per 5.338 milioni di chilometri. Per quanto riguarda il traffico totale, invece, il valore complessivo è pari a 16.394 milioni di chilometri, l'11,9% in meno del 2019. In questo quadro generale, la A4 Venezia-Trieste mostra un recupero notevole delle percorrenze rispetto al periodo pre-pandemia, con il traffico pesante già oltre i livelli del 2019. A questo aumento di traffico però corrisponde anche il triste primato degli incidenti mortali, con numeri superiori rispetto a quello delle altre autostrade del Nord-Est. E anche nel 2022 il numero di vittime è elevato, soprattutto nel tratto maledetto tra San Donà di Piave e Portogruaro, l'unico rimasto a 2 sole corsie per senso di marcia. Questo ci dice e ci fa urlare ancora con più forza sulla necessità di accelerare la procedura per realizzare la terza corsia e anche il casello di Bibione. E a questo proposito abbiamo proposto anche al Presidente Federica, che è il commissario speciale per l'autostrada, di richiedere al governo la possibilità di utilizzare quella formula che hanno utilizzato per il ponte di Genova, ovvero sia 3 turni di lavoro ininterrotta per poter riuscire in tempi brevi a completare l'opera. Il futuro delle televisioni locali è stato il tema di un incontro organizzato dalla CGIL di Treviso, tra i relatori anche il nostro editore Filippo Iannacopoulos. Il servizio pubblico è la cifra della televisione locale del futuro. Questa è la prospettiva ribadita oggi nell'incontro organizzato dalla CGIL di Treviso nell'auditorium di Via Dandolo, dove si è partiti dal secondo passaggio digitale della televisione in Italia per discutere sul ruolo delle emittenti locali non solo rispetto ai grandi network nazionali, ma alle piattaforme internet dei colossi mondiali. E su questo campo la televisione locale, creandosi sin dall'inizio una vera e propria nicchia con i telegiornali di prossimità, non teme la grande concorrenza. La gente si informa moltissimo attraverso la televisione e moltissimo attraverso le televisioni locali. Io dico sempre che una mia vecchia zia diceva la ditta per Antena 3. Quindi il sistema dell'informazione locale è importantissimo perché è il luogo dove la gente si informa, perché sono le cose più vicine. Paradossalmente, col cambio delle tecnologie, sono in crisi le grandi televisioni generaliste, ma la televisione locale sarà sempre più importante. Ecco perché secondo il sindacato va ripensato il ruolo di servizio pubblico. Questo è il periodo nel quale si sta discutendo il contratto di servizio della RAI. Allora io penso che bisogna fare un dibattito ampio, pubblico, con tutti gli stakeholder e quindi anche la realtà locale di questo mondo, a partire da quello che è il ruolo della RAI, del servizio pubblico e quindi a caduta il ruolo di tutto questo mondo, pubblico, privato, nazionale e locale. Una sfida che coinvolge anche il mondo dei giornalisti. Perché serve ancora l'ordine dei giornalisti? Perché serve una struttura che sia in grado di assicurare il rispetto delle norme professionali, della correttezza professionale, del rispetto verso telespettatori e lettori. Rispetto per le notizie vere non inventate, per fonti autorevoli e non diffuse nel mare infinito di internet, ma anche comunicate da aziende credibili in termini di professionalità e rispetto per i lavoratori. Imprese che hanno nel servizio di informazione alle proprie comunità il vero obiettivo quotidiano. Ma qual è allora il futuro della TV locale? È un futuro di servizio. Ovviamente non ci devono essere bastoni fra le ruote, non possiamo avere una legislazione, come è successo con lo switch off, che ci rema contro, che ci impedisce di fare il nostro lavoro. Il ruolo della televisione locale è portare le esigenze, le aspettative, l'informazione ai cittadini ed essere per loro un porto sicuro, riconoscibile, dove trovare l'informazione di casa propria ed essere informati costantemente in uno spirito di servizio.
Le temperature roventi di quest'estate rischiano di avere ripercussioni sulla fertilità maschile, a dirlo una ricerca dell'Università di Padova. Il caldo anomalo di queste settimane mette a rischio la fertilità degli uomini, a confermarlo una ricerca dell'Università di Padova condotta dal professor Carlo Foresta. Questo effetto è provocato da un gene attivato dall'innalzamento della temperatura. Noi abbiamo cercato di capire quali di questi geni fosse in qualche modo responsabile dell'alterazione della formazione degli spermatozoi e abbiamo visto che c'è un gene particolare che regola proprio le divisioni di queste cellule, che è sensibile al calore, e quando questo gene funziona troppo, la formazione di questi spermatozoi viene ad essere molto ridotta. È tutto uno studio particolare che abbiamo fatto negli anni e che adesso lo possiamo dimostrare con certezza. La ricerca verrà presentata ad ottobre ad un congresso di medicina ad Abano Terme. L'infertilità maschile associata all'aumento della temperatura è stata osservata anche in situazioni come l'obesità o chi è esposto a fonti di calore o nelle saune. In periodi di gran caldo come quelli che stiamo vivendo, ecco allora i consigli da mettere in pratica. Gli indumenti che lasciano traspirare tranquillamente tutti quanti gli organi, quindi l'INOT, non molto attillati, la possibilità di fare frequenti camminate, perché durante le camminate c'è un cambiamento positivo per la temperatura degli spermatozoi. Ovviamente la possibilità di fare dei bagni freschi o docce fresche quanto più possibile. E terzo, non creare quelle condizioni che cambiano anche il funzionamento cardiovascolare, come può essere il fumo, come può essere un pasto abbondante. Ultime tappe della staffetta alpina, 20 miglia Trieste, 1500 km suddivisi in 23 tappe. La staffetta della memoria in occasione dei 150 anni di fondazione del Corpo degli Alpini, partita il 6 giugno dalla Liguria, ha attraversato mezza Italia con tappe, tra le altre Aosta, Torino, Cuneo, Como, Brescia, L'Aquila, Trento e Belluno. Ieri il passaggio a Conegliano, arrivo previsto a Trieste sabato 2 luglio, dove in serata in Piazza Unità d'Italia si svolgerà una cerimonia militare e sarà allestita una cittadella delle truppe alpine dell'esercito. Tante le iniziative per ricordarlo. Parliamo di Augusto Murer, uno scultore che ha fatto la storia e i cui anni giovanili sono ora ripercorribili in centro a Belluno in una splendida mostra a Palazzo Fulcis. Augusto Murer è uno dei grandi della cultura bellunese. La sua storia, le sue opere, il suo impegno ne hanno reso l'immagine indelebile. La mostra alle origini della scultura di Palazzo Fulcis lo ricorda in maniera emozionante. Ecco allora chi, artista da sempre e amico di Murer da quando era ragazzo, ne ha voluto promuovere il ricordo nei 100 anni dalla nascita. L'avevo conosciuto da quando avevo 14 anni. Io ero un frequentatore per lontani parenti della Valle del Biois e tramite Tono Zancanaro, che mi ha fatto andare nella bottega di Murer, è cominciata una lunghissima consuetudine che dopo ha coinvolto Zanzotto, Rigoni Stern, e ce la siamo raccontata per una vita intera finché se n'è andato. Se c'è chi lo ha conosciuto, c'è invece chi lo ha ammirato e ne traccia il profilo quasi con devozione e rispetto. Ricordiamo oggi un artista e un uomo straordinario che ha segnato profondamente il Novecento della provincia di Belluno, sia dal punto di vista delle sue opere, ma anche proprio dal punto di vista dell'impegno sociale e politico che ha speso per il territorio. Murer è un bellunese illustre, si conta quest'anno il centenario dalla nascita, è un personaggio a molte sfaccettature, qualcuno lo ha definito in un libro Il solitario di Falcade, in realtà non è un solitario, è ancora in mezzo a noi e il suo messaggio artistico e poetico è ancora molto diffuso e molto sentito, quindi è giusto e doveroso fare una mostra su di lui, sui suoi anni giovanili, perché alle origini della scultura, come il titolo della mostra, in realtà è alle origini di noi stessi, cioè del bellunese, di questa terra di montagna così forte e così fiera che speriamo abbia uno sviluppo ulteriore nonostante le ultime vicissitudini. Tra le sculture in legno e i disegni messi a disposizione dalla famiglia, chi vorrà potrà riviverne la giovinezza, arrivando fino a un intenso bozzetto in bronzo della Partigiana, che molti invece avranno ammirato baciata dall'acqua di Venezia, dove si trova collocata.
Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. L'alta pressione africana ci accompagnerà anche in questo inizio di luglio, dove il tempo si manterrà buono e il clima alquanto afoso. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì evidenzia un ampio soleggiamento, sarà per lo più asciutto, cielo in prevalenza poco nuvoloso, locali addensamenti sparsi nel corso del pomeriggio in montagna, associati, specie sulle Dolomiti, alla probabilità di qualche pioggia anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime tra 17 e 24 gradi, massime comprese invece tra i 30 e i 34 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli, Venezia e Giulia, dove avremo poche novità, cielo sereno o velato nelle ore pomeridiane, possibili temporali sulla zona prealpina. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime intorno ai 30-33 gradi. Infine vediamo la situazione del Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo, specie al mattino. A seguire avremo qualche acquazzone veloce e a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.